benvenuti, buonasera, canale YouTube Leonicena Calcio a 5, quarta giornata del girone di ritorno Serie D, girone A. Ospitiamo questa sera l'Olimpica d'Ossobuono del nostro amico Katalin Mustatea. Siamo in diretta dal palazzetto di Montebello Vicentino quando le due squadre si stanno per appropinquare ad entrare in campo. Eccole qui e partiamo con la musica. Nel frattempo, benvenuti a tutti ai vostri microfoni, sempre il vostro Giulione. Alla mia destra c'è la Serie A, anche questa sera il nostro Alexis Girardi, anche se l'Inter ha giocato qualche giorno fa. Quando giocherà adesso l'Inter? Non sappiamo. Comunque, benvenuti a tutti e eccoci qui. Questo è lo spettacolo di Leonicena Calcio a 5 direttamente dal palazzetto di Montebello Vicentino. L'arbitro dell'incontro è il signor Lindomar Santos Diaz della sezione di Verona. Andiamo poi a vedere quella che è la formazione avversaria con il numero 27 Kuberski, 1 Scalas, 20 Abdic, 5 Sartori, 18 Scatolini, 9 Campaldini, 11 Ruznic, 7 Zirbu, 10 Armin Mujkic, numero 19 Edis Mujkic, numero 4 per Saggiorato, allenatore è il signor Subotic Petar. Come potete verificare manca quello che è il capocannoniere probabilmente del campionato, 24 reti in stagioni di cui 17 solo in campionato, il suo nome è Gabriel Blentes. Gli auguriamo un presto ritorno alla corte del calcio a 5. Leoni che invece si presentano con una probabile formazione con Mario Consolaro in porta. Lo vediamo già, ci sarà Benetti nella posizione di centrale, entra anche Alex Della Monica, numero 10, il nostro capitano Vanzan Thomas, numero 13, e un numero un po' particolare per Manuel Della Monica oggi, che con il numero 5 completa il quintetto di questa sera. Poi sono anche a disposizione gli altri ragazzi, quindi Domenico Nocera, Lorenzo Nocera, Tior Oumar, Ousam El Idrissi, Minniti, Roberto Bomber, Mirko Fattori e ultima istanza poi per Marco Bocconcello. Non ci sarà invece il nostro Alberto Longo, infortunato. Tutto pronto per iniziare la partita e poi andremo a raccontarvi quello che è tutto il resto di questa gara. Tutto pronto per questa quarta giornata del girone di ritorno. Leoni che si presentano con Mario Consolaro in maglia yellow, total yellow, giallo canarino, mentre la maglia è quella dei tempi d'oro, bluette navy con pantaloncino calzocino bianco. Risponde invece l'Olimpica d'Ossobuono con una pregevole tenuta bianco-rossa, pantaloncino rosso, calza rossa, mentre il portiere, che è il titolare, Alexandru Guberski, maglia verdone, pantaloncino calzoncino nero. Tutto pronto per il signor Santos Diaz. Poi andremo a raccontarvi il resto. Viene dato l'ok da entrambi i portieri. Tutto pronto per l'arbitro, che questa sera indossa una completa tenuta nera. Possiamo partire con la nostra telecronaca in campo per la formazione in maglia biancorossa. Ci segniamo i numeri per poi darvi qualcosa in più quando i Leoni si stanno già facendo avanti, ma il pallone è per il numero 18, ce lo siamo anche perduto, non è segnalato, è Scattolini, numero 18. Eccolo qui, Scattolini, e la posizione è di Abdic. Ok, abbiamo il nostro quintetto mentre la Leonicena gira i suoi primi palloni. Siamo a 42 secondi. L'Olimpica d'Ossobuono si presenta in campo con 27 Alexandro, numero 20 Ernad Abdic, numero 5 Elia Sartori, numero 18 Scattolini Sergio e numero 9 per Marco Campaldini. È un abitué dei salotti del calcio a 5, soprattutto del veronese, il classe 89. Leoni che vengono da una brutta figura con il Team 2017 del venerdì scorso. Qualcosa di meglio, ma
col freno a mano tirato. Nella Coppa di lunedì pareggio 5-5 in casa con Agno Dioniso, mentre ottima è la prestazione dell'Olimpika Dossobuono, che ha vinto 8-4 la gara con il Cresole. Gira palla la formazione in maglia biancorossa che si fa avanti, possibilità di andare a segno, ma i fratelli Della Monica salvano tutto. Pallone tra i piedi di Scattolini, alla ricerca poi di Campaldini che lancia. In avanti la Leonicena con Benetti. Tiene il pallone Alex Della Monica, doppio tempo per Guberski. In avanti l'Olimpika con Sergio Scattolini. Rimessa per la Leonicena con Benetti, che gioca il suo pallone su Alex Della Monica. In avanti su Thomas Van Zandt che calcia. Manca di poco l'impatto Manuel Della Monica, quindi è una rimessa da parte di Guberski che giocherà su Abdic. Manuel Della Monica recupera il pallone, Thomas Van Zandt, si gira il nostro capitano, calcia! Tiro alla destra di Guberski che riparte. Brutta apertura dell'Olimpika, quindi riparte la Leonicena. Van Zandt però non ci arriva, quindi sarà rimessa laterale dai piedi di Elia Sartori, che con Campaldini ha girato un po' tutto il veronese, tra cui Atletico Verona e Adige Wolves del nostro amico Farinati. Si fa avanti con coraggio l'Olimpika Dossobuono, le squadre sono entrambe a 2 punti. Gira palla la Leonicena mentre comincia a farsi vivo il pubblico del Palazzo di Montebello Vicentino. Va in avanti ora l'Olimpika con Scattolini, recupera il pallone Ernad. Scattolini recupera palla Manuel Della Monica, la recupera nuovamente però Sergio Scattolini che apre il pallone su Sartori. Sartori sulla fascia, calcia. Sventa la formazione di casa. Qui lancio a cercare Campaldini che calcia, piedone di Mario Consolaro. Chiamato lo schema da parte dell'Olimpika che gira il pallone sul quadrato per arrivare poi dalle parti di Campaldini. Campaldini gira su Sartori e poi su Abdic, finalmente a Guberski. Errore qui di disimpegno, lo recupera prima la Leonicena, ora di nuovo l'Olimpika Dossobuono. Si fa avanti Manuel Della Monica, stoppato da Elia Sartori. Rimessa laterale per la squadra ospite stasera in completo biancorosso. Apertura troppo lunga e fuori misura per Campaldini, preda della retroguardia leonicena. Consolaro, Van Zandt, ora Alex Della Monica su Benetti. Recupera poi Della Monica, gira palla la formazione di Mister Martinelli alla ricerca di un risultato positivo. Alex Della Monica, manca qui di pochissimo Alex Della Monica, l'invito alla rete. Benetti calcia,
stoppato da Campaldini. In avanti la Leonicena quando i minuti sono 6:27. Manuel Della Monica sul fratello gemello, cerca spazio, poi calcia e l'ultimo tocco è del numero 20 Abdic, onnipresente in questi primi minuti di questo primo tempo, di questa quarta giornata del girone di ritorno. Benetti, Alex Della Monica, calcia, si salva la retroguardia del Dossobuono che ora parte lunga con Elia Sartori, ma sventa Benetti che accompagna dolcemente fuori Manuel Della Monica. Benetti, Alex Della Monica, Van Zan, Manuel Della Monica, gira il pallone la formazione di Mister Martinelli. 7:28, giro palla dell'Olimpica Dossobuono, 2 squadre a 22 punti, la Leonicena c'è da qualche tempo mentre l'Olimpica ci è arrivata a suon di vittorie. Una squadra molto molto pericolosa che oggi è priva della sua punta di diamante. Manuel Della Monica parte in contropiede della Leonicena, Van Zan sulla destra, calcia in mezzo, recupera Elia Sartori e poi Manuel Della Monica non fa sconti. Siamo sempre 0-0 all'8° minuto. Pronti per ripartire, è entrato anche Sirbu, spina nel fianco delle varie difese. Guberski, lancio lunghissimo, anticipa Manuel Della Monica, ora Alex Della Monica, cost to cost per il nostro numero 10 che manca di poco l'appuntamento con il secondo palo sfiorato. Occasione importante per la formazione di Mister Martinelli che ora preme alla ricerca del rete del vantaggio quando i minuti sono 9. Gesto di fair play per la formazione ospite, applausi del pubblico. Partiamo con Manuel Della Monica, posizione laterale di Dylan Benetti, Alex Della Monica viene anticipato ma poi il pallone sfugge a Sirbu. Van Zan, Manuel Della Monica, troppo lungo per Alex Della Monica e Guberski che fa il suo intervento alla ricerca di Ruznic, poi Campaldini viene bloccato da Benetti. Tra l'altro ne parlavamo qui in sede di regia con il nostro Alexis che è un po' il nostro enciclopedico societario. Qui palla a Guberski, ben 2 i ragazzi assoldati dall'Olimpica che sono passati. Campaldini, Ruznic viene bloccato da Benetti. Rimaniamo in telecronaca, poi un po' di storia. Campaldini attaccato da Van Zan, poi Sirbu attaccato sempre da Van Zan che lo spinge, ma per Santos Diaz ci sono gli estremi per il primo fallo della partita ed è della Leonicena. Dicevamo ben 2 gli acquisti del presidente Mustatea, uno è un ex atleta dell'anno scorso, Junior De Almeida, a cui mandiamo un grosso abbraccio. Acquisto invece del mercato invernale è il nostro svincolato Claudio Todesco, a cui mandiamo un grosso abbraccio, a lui e anche a mamma Matilde e al piccolo Pargolo che è appena venuto al mondo, quindi per forza di cose non convocabili. Calcio di punizione per l'Olimpica Dossobuono, Sirbu ad aprire ma Saggiorato non sfrutta. Cambio totale della Leonicena, entrano Domenico e Lorenzo Nocera
Mirko Fattori e col numero 6 il montebellese, adesso ci faremo dire come si chiamano gli abitanti di Montebello, Osama El Idrissi. Cambio completo per Mister Martinelli, che giocherà probabilmente con uno schema diverso. Saggiorato tiene il pallone, viene contrastato da El Idrissi, bravissimo, rimessa laterale per l'Olimpica. Il numero 20 lancia in mezzo, qui c'è stata un'occasionissima, Ruznic non l'ha sfruttata, il pallone passa per tutta l'area. Domenico Nocera, Lorenzo Nocera, gira palla alla Leonicena, Mario Consolaro, Mirko Fattori, Domenico Nocera, bravissimo su El Idrissi col pallone, danza, Mirko Fattori, Lorenzo Nocera, calcia, eccola la rete! E arriva al minuto 12:26, la segna sempre lui, il numero 14, Lorenzo Nocera. Di giustezza Nocera a 12:21 porta in vantaggio la formazione di Mister Martinelli quando i minuti appunto erano 12:21. Palla che nel frattempo è uscita. Cogliamo anche l'occasione per mandare un grosso abbraccio anche al nostro dirigente Renzo, che è bloccato da una settimana a letto. Sappiamo che ci sta guardando, quindi una buona partita e speriamo di poter gioire poi la settimana prossima assieme. Giro palla Olimpica d'Ossobuono, mentre la Leonicena è passata in vantaggio a 12:20 con Lorenzo Nocera. Saggiorato però prova ad aprire, Armin Mujkic, la palla però si impenna e guadagna una rimessa laterale, si fa sotto Saggiorato, calcia Mario Consolaro, attento in due tempi. 14 minuti di gioco, la Leonicena è passata in vantaggio con la rete di Lorenzo Nocera, che ora si fa ancora avanti la Leonicena con El Idrissi. Calcio d'angolo per la formazione di Mister Martinelli. Capisce tutto però Saggiorato, che parte in contropiede, ora la palla poi viene recuperata da Mirko Fattori, che anticipa Armin Mujkic, vale come un gol. Bravissimo, bravissimo. Giro palla ora della Leonicena, ce l'ha Mirko Fattori, ora Domenico Nocera. Sirbu però recupera, Saggiorato bloccato nuovamente da Lorenzo Nocera, un intervento intenso, non falloso però per il signor Santos Diaz, che in questo momento ha concesso solo un fallo. Si fa avanti però, attenzione, un colpo per il capitano dell'Olimpica che però riparte, non sfrutta l'occasione l'Olimpica. Fattori recupera nuovamente il pallone ma lo fa con un fallo l'Olimpica d'Ossobuono, quindi siamo 1-1 il conteggio dei falli, 1-0 però la formazione di Mister Martinelli. Chiamato anche quello che è lo schema di questo calcio di punizione, mentre Nocera sale a 14 reti stagionali. Domenico Nocera, Mirko Fattori, si trova il pallone in mezzo, Lorenzo Nocera ma poi lancia lungo Abdic, quando i minuti sono 15:48. Nocera anticipato da Armin Mujkic, manca l'appuntamento col gol. Occasione per Aurel Sirbu, gira palla alla Leonicena che ha appena rischiato il pareggio.
Nocera, Mirko Fattori che lancia lungo, disturbato da Abdic, mentre Mujkic Armin su Sirbu. Riparte l'Olimpica Dossobuono con Abdic, giro palla e attenzione perché sono proprio questi palloni lenti che possono mettere in difficoltà i nostri leoni, e infatti spazio filtrante, Sirbu non sfrutta il taglio. Quasi 17 minuti, conduce sempre la Leonicena. Oussama El Idrissi, Nocera Lorenzo, messo giù Mirko Fattori, calcia ma salva tutto Oussama El Idrissi. Bello il tiro di Armin Mujkic, si mette però in mezzo il numero 6 di Montebello. Abdic, Saggiorato, si accentra, bloccato da Lorenzo Nocera. Ottimo intervento del numero 14 Mirko Fattori. Lorenzo Nocera viene contrastato in uscita, perde quello che si dice l'attimo e Guberski fa su il pallone, però la Leonicena si fa avanti, calcia Domenico Nocera. Mirko Fattori non si fa trovare sul secondo palo. Ora rilancia l'Olimpica alla ricerca di Saggiorato. Domenico Nocera in mezzo, bloccato e fallo fischiato da Santos Diaz. Attenzione, è sulla riga del rigore, siamo sui 6 metri, quindi attenzione. No, non dovrebbe essere un rigore. È un rigore. Viene considerato un rigore. Vediamo se San Mario Dalmisano quindi è Sartori, sì, Elia Sartori contro Mario Consolaro in questo rigore al minuto 18:45. Sartori proverà a trasformare, vorrebbe dire pareggio. Calcia, lo para prima e poi segna. Era parata la conclusione dai 6 metri, pareggia però l'Olimpica Dossobuono. Elia Sartori pareggia i conti, quindi torniamo sul pareggio. È entrato anche Tior Oumar, lanciato a rete anche Bocconcello. Pareggio che non ci voleva in questo momento, ma così è, quindi si riaprono i giochi che peraltro non si erano mai definitivamente chiusi. C'è un altro fallo per la Leonicena al minuto 20. Si fa avanti la formazione in maglia biancorossa che ha da poco pareggiato a 18:20. Sul pallone è Sartori che gioca su Mujkic. Saggiorato, Sartori, calcia, risponde presente la Leonicena che ora parte in contropiede con Lorenzo Nocera, viene contrastato da Saggiorato, ancora un contropiede in avanti con Omar Tior che salva su Campaldini, contrastato poi, attenzione, forse lo ha saltato Tior, Sartori. Non c'è il fallo però per Santos Diaz
I falli sono 3-1, 3 li ha commessi la Lionicena, che è passata in vantaggio per 1-0 al minuto 12:40 con Lorenzo Nocera. Pareggio su rigore di Elia Sartori, minuto 18:20. Quintetto della Lionicena con Mario Consolaro, Lorenzo Nocera, Tior Oumar, Domenico Nocera e Marco Bocconcello, mentre difende a quadrato la formazione ospite, che è in campo con Scattolini, Saggiorato, Sartori e Campaldini, formazione collaudata con il pressing. In porta Alessandro Guberski, numero 27. Giro palla a Lionicena a 22 minuti adesso. Apertura non precisa della nostra Lionicena. Saggiorato ad aprire su Campaldini, delizioso questo lancio a pallombella, preda però di Mario Consolaro, oggi tenuta yellow per lui, mentre il nostro Alberto Lungo è qui in tribuna con noi a soffrire. Giro palla a Lionicena quando i minuti sono 22-26. Lorenzo Nocera bloccato da Campaldini, ma la palla è sempre della Lionicena quando siamo a 22-34 minuti. Domenico Nocera, Tior, gira palla, bloccato da Scattolini. Nuova rimessa laterale sui piedi di Lorenzo Nocera. Gira palla ora sbagliando però, quindi c'è un contropiede con annesso calcio d'angolo per l'Olimpica d'Ossobuono, guadagnato dal numero 9 Campaldini. Altra opportunità stavolta per mettere la freccia per l'Olimpica d'Ossobuono. Scattolini calcia, bloccato da Lorenzo Nocera. Rimessa laterale dalla nostra parte di campo, c'è Sartori sulla riga. Per Santos Diaz è più indietro per non facilitare la conclusione della squadra ospite. Rispettata la distanza, poi Bocconcello mette nuovamente sulla rimessa laterale, 23:40, pronto anche con la pettorina Benetti a rientrare. Saggiorato, Campaldini che ha la meglio su Nocera, Scattolini e poi Sartori, bella parata, ma rete del vantaggio ed è di Scattolini al 24esimo minuto. Si porta in vantaggio la formazione di ospite. Chiamato un time out Eccoci nuovamente in telecronaca. Dicevamo 2-1 a 23:55, chiamato il portiere in movimento immediatamente da mister Martinelli, che ora si sta organizzando alla ricerca del pareggio. La formazione di casa
portiere di movimento con El Idrissi, Alex Della Monica, Manuel Della Monica, Lorenzo Nocera e Thomas Van Zandt. Si difende con ordine la formazione dell'Olimpica. Van Zandt, Alex Van Zandt, Lorenzo, Manuel Della Monica, Van Zandt, gira palla la formazione della Leonicena e calcia! Lorenzo Nocera a mani aperte, Guberski attentissimo, 26:44, si giocherà fino al 31esimo minuto in virtù del time out concesso alla formazione di Mister Martinelli subito dopo la rete del vantaggio di Scattolini. Gira palla la Leonicena alla ricerca del buco giusto per pareggiare i conti, bloccato Alex Della Monica. Ha la possibilità Sartori di tentare la doppietta personale, palla che però è fuori. Si riparte con Alex Della Monica, portiere in movimento, 27 minuti. Sempre 2-1 per l'Olimpica, che è passata in vantaggio al 23esimo minuto. Gira palla ora la Leonicena alla ricerca dello spazio giusto. Lorenzo Nocera, Thomas Van Zandt calcia nuovamente, si salva la formazione del dorso buono Olimpica con Ruznic. Nocera, Van Zandt, riparte la Leonicena, giro palla. Palla molto brutta qui. Chiamato time out anche dall'Olimpica. Pronti a ritornare in cronaca, time out richiesto dalla formazione dell'Olimpica dorso buono, probabilmente un po' in difficoltà sulla questione della gestione del portiere di movimento. Leoni che ora decideranno probabilmente di attendere il giro palla dell'Olimpica. Mancano ancora un minuto, quindi 3 minuti, 1 minuto più 2 di recupero. Vediamo se poi Santos Diaz li chiamerà. Gira palla la Leonicena, chiamato ancora il portiere di movimento, entra Alex Della Monica, c'è un buco, quindi gira palla la Leonicena alla ricerca dello spazio, prova a coprire come può l'Olimpica, cercando anche probabilmente l'errore del portiere. Molto aggressiva la formazione ospite. No, c'è la calcia e segna El Idrissi, Oussama El Idrissi. 29 e 59, pareggia la Leonicena con El Idrissi. Ottima la conclusione di Nocera che spalanca la porta a Oussama El Idrissi. Ancora una rete per il ragazzo di Montebello. Bravissimo Manuel Della Monica ad aprire con grazia su Lorenzo Nocera, che sempre con grazia spalanca la porta di Guberski. 2-2. Sta passando il primo minuto di recupero, vediamo quanto lascerà poi continuare Santos Diaz. Per ora una partita, diremo, senza troppi intoppi per il
fischietto di Verona. Siamo a 31-12. Non c'era salva su Ruznic. Importantissimo tenere le redini di questo incontro, soprattutto in questi ultimi secondi, anche perché si rischia parecchio. Molto molto aggressivo l'Olimpica. El Idrissi viene messo giù e guadagna ancora un pallone la Leonicena quando i falli sono 3-2. 31-46, manca poco alla fine di questo primo tempo. Gira però palla la Leonicena, che potrebbe anche passare clamorosamente in vantaggio proprio in questi ultimi secondi. Sta girando il pallone, gira palla, non c'è più tempo, quindi mettiamo la musica, ci prendiamo un quarto d'ora di tempo, ci vediamo a tra poco per vedere il secondo tempo di questa partita, che in questo momento si ferma sul 2-2. A tra poco, buona birretta a tutti.
tutto pronto per ripartire da questa diretta. Eccoci qua. Ripartiti per questo secondo tempo della partita che stiamo giocando con l'Olimpica d'Ossobuono, che era prima passata in svantaggio, poi aveva messo la freccia e poi è stata ripresa nei minuti finali. Gira palla la formazione in maglia biancorossa. 2-2 dicevamo, passati in vantaggio con Lorenzo Nocera, pareggio di Elia Sartori su rigore, poi Scattolini mette la freccia e nuovo pareggio di Oussama El Idrissi al 29:59. Si sono ovviamente invertite le porte. Vi racconteremo quello che vediamo soprattutto dalla sinistra alla destra dei nostri schermi. Benetti. Riparte ora Campaldini, ma è la Leonicena a portarsi avanti e Mirko Fattori a calciare. Ferma sto coso, Dio. Calcia Manuel Della Monica, Mirko Fattori poi guadagna una rimessa laterale, gira palla ancora la Leonicena con il pallone che va, è l'Idrissi, Benetti, calcia Mirko Fattori, si allunga Guberski. Elidrissi trattiene il pallone, Leonicena in avanti, palla che non era uscita, bravissimo Elia Sartori a chiamare il time out. Il pallone purtroppo non era uscito, ma la rimessa è per l'Olimpica. Siamo 2-2, Sartori gira palla su Abdic, messo giù Manuel Della Monica da Sirbu, i due si guardano, c'è semplicemente una rimessa laterale. Benetti nella sua posizione di play alla ricerca di Elidrissi, Guberski ci mette il corpo. Primi 3 minuti con poco da raccontare in questo secondo tempo. Vi stiamo raccontando la quarta giornata del girone di ritorno, ospitiamo appunto l'Olimpica d'Ossobuono. Mirko Fattori, contrastato da Campaldini, calcia subito fuori rispetto alla porta, difesa da Guberski. Ricordiamo che appunto manca quello che è l'uomo di punta dell'Olimpica, Blentes, un po' spuntato ma non inoperoso l'attacco dell'Olimpica. Manuel Della Monica. Gira palla la formazione di mister Martinelli, a destra su Benetti, si accentra, palla su Mirko Fattori, ora Benetti. Campaldini, contrastato da Benetti, contrastato nuovamente, ora Manuel Della Monica contrastato da Elia Sartori che spinge Manuel Della Monica, primo fallo di questo secondo tempo. Gira palla, Leonicena in avanti,
Manuel Della Monica contrastato, lascia giocare Mirko Fattori, Elidrissi calcia, poi salva tutto Sartori, non ci arriva Abdic. Gira palla la Leonicena, recupera però Sartori, contrastato da Manuel Della Monica, non c'è fallo per Santos Diaz. Manuel Della Monica, Mirko Fattori lascia sfilare, palla troppo lunga. Ora Campaldini si accentra, Abdic, è entrato anche Scattolini, lo vedete col numero 18, porta palla Sirbu, Abdic, squadra sorniona l'Olimpica, che era anche passata in vantaggio. Sirbu calcia col suo destro a rientrare, la palla però non rientra di troppo, quindi rimaniamo sul 2-2. Manuel Della Monica. Elidrissi viene messo giù da Sirbu, è il secondo fallo di questo secondo tempo, dove vige la parità. Calcio di punizione, sicuramente ci sarà un passaggio. Mirko Fattori si allarga, pronto allo schema Benetti. Manuel Della Monica guadagna un importante calcio piazzato, siamo sulla riga laterale, Benetti. Poi Manuel Della Monica nuovamente allunga Scattolini. Elidrissi la addomestica, contrastato da Sirbu, palla su Mirko Fattori, si fa avanti però l'Olimpica, quindi deve ripartire la Leonicena. Siamo a 6:54, la Leonicena deve sfruttare questi spazi, soprattutto perché, come abbiamo visto, c'è lo spazio per andare a rete per l'Olimpica, che attende, abbassa un po' i ritmi, poi parte velocemente in contropiede. L'aveva fatto anche con Scattolini, con Solaro su Elidrissi. Si scalda intanto la panchina di mister Martinelli. 7:25. Benetti, Elidrissi, Benetti, troppo lunga su Mirko Fattori, è Guberski a tenere il pallone. Guberski lancia lungo alla ricerca di Campaldini, lo sposta Benetti. Mario Consolaro, Benetti, Elidrissi, Benetti, Elidrissi, contrastato da Campaldini, poi si mette di mezzo Mujkic, riparte in contropiede la Leonicena, Scattolini su Campaldini, palla bruttissima di Campaldini che supera all'indietro Armin Mujkic, quindi la Leonicena si salva su questo piccolo errore e riparte col gioco. Mirko Fattori, è entrato anche Vanzan, Manuel Della Monica, Vanzan calcia, ritorna al gol il nostro capitano al numero 13 questa sera, si chiama Thomas Vanzan. Siamo a 8:25, 3-2 della Leonicena, con Vanzan che mette la freccia. Bellissima la conclusione che supera Guberski, anche qui però onnipresente Manuel Della Monica, bravissimo a dettare i tempi di questa squadra. 3-2 con Vanzan, è entrato anche Alex Della Monica a riposo appunto per il fratello gemello che stavamo lodando. Si fa avanti la Leonicena, ritmi non intensissimi, ma la Leonicena deve anche credere in se stessa e cercare di crescere partita per partita, come si è sempre detto. Benetti, Alex Della Monica, gira bene il pallone la Leonicena, è entrato anche Nocera, contrastato
poi da Campaldini. Leonicena che ora deve fare la voce grossa girando il pallone e sfruttando anche questo vantaggio. Errore qui di Alex Della Monica, quindi si riparte con Guberski. Il numero 27 riparte da Scattolini, ora Abdic. Si fa avanti la Leonicena a cercare l'errore dell'Olimpica, contrastato qui da Benetti, recupera Vanzan calcia, Abdic in calcio d'angolo, il rischio dell'autorete. Leoni che si fanno avanti devono assolutamente uscire anche da una situazione che potrebbe essere poi pericolosa a livello mentale. Alex Della Monica, Lorenzo Nocera, calcia, Abdic risponde presente. 10 minuti. Errore qui della retroguardia del Dossobuono che l'aveva recuperata, calcia Benetti, palla fuori misura, rimessa laterale, anzi dal fondo di Guberski su Armin Mujkic. Abdic, Benetti recupera anche Vanzan. Alex Della Monica, riparte la Leonicena dal basso, Vanzan, Lorenzo Nocera, Benetti prova ad aprire su Lorenzo Nocera, non ci crede il numero 14, nuovo calcio, copre la porta Mario Consolaro. 11:22. Benetti, è entrato anche Ruznic. Alex Della Monica, Lorenzo Nocera, Thomas Vanzan contrastato da Abdic, potrebbe cascare, casca però non c'è il fallo che Vanzan andava cercando, quindi si deve risistemare la formazione di mister Mantinelli. 11 minuti 46, potrebbe essere troppo poco per mantenere la vittoria. Dossobuono che si fa avanti, Abdic gira palla, bloccato da Benetti, si mette in mezzo Nocera, viene fischiato il fallo in ritardo. Scattolini, i due si abbracciano, calcio di punizione. Viene richiamato Mujkic per l'entrata del probabile fratello Edis. Errore di Ruznic, poi Scattolini in rimessa laterale, si riparte con Ruznic, Abdic, Mujkic, prova il portiere di movimento, anche l'Olimpica Dossobuono gira la palla, ottimi tiratori peraltro i giocatori ospiti, con la potenza soprattutto, quindi girano palla, vediamo se la Leonicena riuscirà a coprire come deve e anche a sfruttare questo uomo in meno. Abdic in mezzo, calcia Mario Consolaro, palla che va troppo alta, faceva buona guardia Guberski. Lancio ad aprire sul numero 19 Mujkic che viene contrastato da Nocera. Scattolini ora, Abdic gira palla su Guberski, Mujkic, Edis, Guberski non può, blocca però il gioco Santos Diaz. Ricordiamo che non si può rigiocare il pallone se non lo tocca poi un avversario. Secondo Guberski il pallone era stato toccato. Leoni che si preparano col portiere di movimento per provare anche a bloccare l'avanzata dell'Olimpica. Si lega le scarpe Ruznic, qualche secondo di attesa perciò. (14 minuti di gioco, Leonicena col portiere di movimento. Manuel Della Monica, Benetti. Manuel Della Monica, sempre Benetti.
gira palla ora la formazione di mister Martinelli alla ricerca probabilmente del quarto gol, ma anche del lasciar passare un po' di tempo per far sbollire l'avanzata dell'Olimpica. Manuel Della Monica, Lorenzo Van Zan, Manuel Della Monica, Benetti. Manuel Della Monica gira palla con calma la formazione di mister Martinelli, anche alla ricerca di uno spazio, si copre molto bene tra l'altro l'Olimpica d'Osso Buono, però si fa avanti ancora, siamo sui 14 metri, la Leonicena si schiaccia l'Olimpica in attesa, gira, dondola come chiede il portiere di movimento. Benetti poteva calciare, calcia! Probabile contropiede, Ruznic calcia e Alex Della Monica in mezzo. Cambio, rientra Mario Consolaro. Apertura, Lorenzo Nocera in anticipo, bravissimo, palla che però sì, è per l'Olimpica, non trattiene Nocera, quindi riparte. Abdic cerca la superiorità numerica, Alex Della Monica si mette in mezzo, viene contrastato, non c'è niente, rimane per terra, però Abdic può ripartire, viene fischiato qualcosa, forse il famoso gioco pericoloso tra Abdic e Alex Della Monica. Non c'è praticamente nulla, viene però fermato per gioco pericoloso di entrambi. 16° minuto di gioco, 3-2 per la Leonicena, che è passata in vantaggio grazie alla rete del nostro capitano Thomas Van Zan, redivivo. Manuel Della Monica, eccolo Van Zan, Benetti, Della Monica, Manuel, altro portiere in movimento in preparazione, Benetti, Alex Della Monica, Manuel Della Monica per segnare, salva nuovamente Guberski e poi Abdic. Occasione per la Leonicena di fare il quarto gol. 16:40, nuovamente portiere di movimento. È entrato anche Domenico Nocera, Manuel Della Monica, Van Zan, Lorenzo Nocera, gira palla alla Leonicena, a lasciar passare anche un po' il tempo. Thomas Van Zan, Manuel Della Monica. Manuel Della Monica, di errore, Abdic si mette in mezzo, Lorenzo Nocera tiene palla, ma con un piccolo errore la formazione di mister Martinelli. Mujkic, Abdic, Elia Sartori, recupera palla Alex Della Monica, Thomas Van Zan, ora Domenico Nocera, contrastato da Elia Sartori. Viene recuperato un pallone che era rimasto in campo dopo la rimessa laterale dell'Olimpica, quindi si riparte. Domenico Nocera ad aprire su Alex Della Monica. Domenico Nocera, bellissima chiamata, Abdic anticipa, ma Manuel Della Monica ha ancora il pallone, ce l'ha anche Alex Della Monica che si gira, salva col piedone Guberski, possibilità però di contropiede, si mette in mezzo Manuel Consolaro a bloccare a valanga l'avanzata di Elia Sartori, bravissimo San Mario dal Misano. Abdic, nuovo portiere in movimento, stavolta lo fa l'Olimpica quando i minuti sono 18, Leoni che coprono gli spazi. In campo c'è Sartori, Abdic, Guberski, Edis, Mujkic e Ruznic a tentare questa avanzata sulla metacampo della Leonicena. Portiere di movimento anche per la formazione di mister Martinelli, subito in campo. Van Zan, gira palla ora la formazione di mister Martinelli. 18 i minuti e 50 secondi. Nocera, calcia, salva tutto Abdic. 19 minuti di gioco. Domenico Nocera, Van Zan, apertura, Nocera calcia, salva con l'aiuto del palo Guberski. Calcio d'angolo rimarcato da Santos Diaz, gira palla quindi la formazione di mister Martinelli quando i minuti sono 19 e 21 secondi. Van Zan, Manuel Della Monica, girano palla i due centrali del portiere di movimento a cercare il buco.
Vanzan, Manuel Della Monica, Vanzan ora deve ripartire, lo fa l'Olimpica d'Ossobuono, è rientrato Mario Consolaro, 19:43. Si alza ora la formazione di Mister Martinelli, Elia Sartori prova a salvare, però in mezzo Manuel Della Monica, Vanzan su Manuel Della Monica, bravissimi, bellissima apertura, battiamo le mani, mancava però la chiusura sul secondo palo, ma occasione anche per la formazione di Mister Martinelli. Si mette in mezzo Elia Sartori con il pallone, ma Manuel Della Monica a mettere in rimessa laterale. Ora si fa avanti sempre col quinto anche l'Olimpica. Errore qui però, entra Saggiorato che riparte e guadagna l'Olimpica. Olimpica in campo con Edis Mujkic, Saggiorato, Ruznic, Guberski e Elia Sartori. Calcia Ruznic, Della Monica ci mette il corpo tra lui e la porta difesa da Mario Consolaro, 20:46. Elia Sartori, Vanzan calcia tutto, Vanzan insomma forse un po' troppo rispetto al fallo che viene al calcio, diciamo all'errore con l'ammonizione. Ah no, che però viene data a Ruznic, scusate, dobbiamo sistemare, non è un fallo il secondo della Leonicena, ma è il terzo dell'Olimpica d'Ossobuono. Infatti eravamo qui un po' sornioni, Alexis aveva aperto gli occhi, si era anche alzato gli occhiali su quella che poteva essere un fallo di Vanzan, che ha calciato quello che ha trovato, tra cui il pallone. Riparte ora la Leonicena, quindi 21:35, terzo fallo Olimpica. Manuel Della Monica, Vanzan, Manuel Della Monica, Bocconcello calcia, Edis Mujkic calcia anche lui, ma la recupera Manuel Della Monica. Giro palla Leonicena, Vanzan, Manuel Della Monica, Campaldini a cercare lo stop, ma gira palla la formazione di Mister Martinelli. In avanti la Leonicena, calcia, ancora non c'era, calcia nuovamente Paraguberski, che calcia nuovamente, salva con la coscia Manuel Della Monica. In avanti Bocconcello e c'è il gol, è un autogol ed è di Mujkic, Edis, giustissimo, quarta rete, sarebbe più un'autorete che una rete di Bocconcello, si era spostato tutto, porta compresa. In questi casi, nel momento in cui la porta si sposta, l'arbitro ha il dovere di verificare dove sarebbe andato il pallone, proprio per evitare quello che poi è successo. Quindi quarta rete Leonicena, poi vedremo anche dai replay. Alexis, cosa dici? È di Marco Bocconcello. Sì, premiamo Marco Bocconcello per la bravura, però siamo già col portiere di movimento dell'Olimpica che è in avanti, errore però di Edis Mujkic, rientra Sirbu e nuovo portiere di movimento per la Leonicena. Entra anche Elidrissi, riposo per Vanzan. Elidrissi, Manuel Della Monica, non c'era, bravissimo e altruista, però fa la guardia Saggiorato, calcia, palla di poco fuori, erroraccio di Sartori, ci pare. Deve ripartire con le mani, non c'era. Riparte, eccoci. 24 minuti di gioco.
Nocera, Bocconcello, Nocera, eccoli qui, la premiata ditta, si abbracciano i due. Leonicena che mette la freccia, siamo sul 5-2, non molla però l'Olimpica d'Ossobuono. Campaldini, è entrato anche Oumar, Elia Sartori in avanti, Bocconcello, viene fischiato un fallo di mano e è fischiato a favore della d'Ossobuono, che potrebbe anche riaprire la partita al 25esimo minuto. In campo anche il nostro gioiellino Minniti. Sartori apre, Saggiorato, salva tutto Bocconcello. Si rimane sul 5-2. Sornione però l'Olimpica che ritorna a 5. Guberski nuovamente. Gira palla la formazione dell'Olimpica. Minniti calcia, poca convinzione. Gira palla la formazione dell'Olimpica. Guberski contrastato, la sua stazza lo protegge. Recupera anche Oumar Tior. Bocconcello. Bocconcello a 26:35 segna nuovamente e porta in avanti la Leonicena. Nuovamente col portiere di movimento l'Olimpica non ha più niente da perdere. Campaldini lancia, è rimessa, era già fuori il pallone di Campaldini. Riparte quindi la Leonicena, palla fuori, errore, riparte l'Olimpica. Scattolini, Saggiorato, si torna a 5. Sartori in mezzo, Campaldini. Tior fuori, rimessa laterale, 27:40. Bocconcello contrastato da Campaldina, messo giù, ma si continua. Vediamo Saggiorato. Guberski e Tior a salvare su Campaldini. Guberski calcia San Mario Dalmisano. Vediamo se ci fosse stata o c'era un po' di gloria anche per Domenico Nocera, ma Scattolini ci mette il testone. Bocconcello, Tior, Nocera, Tior nuovamente, Della Monica e Domenico Nocera. Si riparte dalla rimessa laterale, ci penserà proprio lui con il numero 3, Tior. Minutaggio per il nostro gioiello classe 2002. Gira palla ora l'Olimpica d'Ossobuono. Saggiorato trattiene il pallone su Sartori che tira e in croce il nostro San Mario Dalmisano. Campaldini stremato dalla gara quando siamo a 29:10, non è ancora stato chiamato il recupero, ma manca veramente poco. Non è stato nemmeno chiamato il time out, quindi mancano 25
30 secondi più un eventuale recupero. Vediamo se Santos Diaz lo concederà. Saggiorato, Sartori calcia, Saggiorato in mezzo, viene messo giù. Il fallo è giusto. Il fallo è giusto e in questo caso sì. Vediamo se è un nuovo calcio di rigore oppure se è una calcio di punizione. Calcio di punizione. Vediamo se ne esce indenne la nostra formazione di Mister Martinelli. Calcia nuovamente e fa ancora gol a 30-16 Sartori. Siamo 6-3. Quindi si fa avanti ancora Leonicena alla Olimpica, prova ma manca veramente poco, meno di un minuto. Minniti alla ricerca di Tior, Scattolini a calciare, troppo brutto questo pallone per Ruznic. Finisce tra gli applausi questa gara. La Leonicena torna finalmente a vincere, lo fa sul campo di casa, il Catino di Montebello Vicentino. Era veramente troppo tempo che non si tornava a gioire. Andiamo quindi a leggervi quelli che sono i marcatori, poi vi salutiamo. Primo tempo finito 2-2, 12:40 Nocera, 18:20 Sartori, 23:55 Scattolini, 29:59 Elidrissi. Secondo tempo 8:25 Vanzan, 22:36 Marco Bocconcello, 24:23 Nocera Lorenzo, 26:33 Bocconcello e 30:16 Sartori. Finalmente si torna a vincere, noi vi salutiamo, abbiamo una cotoletta che ci aspetta, vediamo se ci sarà anche la vena di ripartire con il Genatone Time, ne parleremo con Mister Martinelli. Intanto facciamo i complimenti all'Olimpica d'Ossobuono del nostro amico presidente Catalin Mustatea, una bella partita. Ha sicuramente pesato la mancanza di Gabriel Blentes e finisce quindi così, vince per 6-3 l'Olimpica d'Ossobuono. Noi vi salutiamo, completiamo la nostra diretta, il vostro Giulione vi saluta, Alexis in postazione di regia, in postazione di commento anche il nostro Garoff, che questa sera aveva poco altro da vedere, è venuto a vedersi Leoni, ha portato fortuna, talismano. Buona serata a tutti e